3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Paolo Borsellino, il diritto alla verità. Sono passati 32 anni dall'attentato che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, 57 giorni in più da quello che uccise Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della loro scorta. L'Italia è cambiata tanto e non vi è alcun dubbio che la mafia e i suoi intrecci criminali abbiano subito da allora colpi mortali. La Sicilia, l'Italia e le famiglie delle vittime hanno diritto adesso ad una verità che non è mai stata così vicina. San Martino, chiesto rinvio a giudizio. Altra tegola sull'ex vicepresidente della regione Luca San Martino. Dopo il rigetto del suo appello al Tribunale del Riesame contro la sospensione di un anno dai pubblici uffici, ieri la Procura di Catania ha chiesto al GIP il rinvio a giudizio per San Martino ed altri 26 coinvolti nell'inchiesta Pandora per reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. La Lega va a Germanà. Matteo Salvini ha nominato il senatore messinese Nino Germanà nuovo commissario della Lega in Sicilia, affiancandogli come vice il deputato dell'area catanese Anastasio Carra. Sostituiranno Claudio Durigon, che ha svolto l'incarico durante il periodo elettorale. La Lega, pur eleggendo un deputato, ha ottenuto in Sicilia il 7,47% alle ultime europee, risultato deludente soprattutto se confrontato con il 20,77% delle europee del 2019. Goletta Verde e il mare siciliano. Anche quest'anno Goletta Verde rende pubblici i risultati del campionamento delle acque siciliane. Ben 10 punti di rilevamento su 25 superano i parametri di legge, risultando inquinati o fortemente inquinati. 7 campionamenti a mare su 20 superano i limiti e 3 su 5 in prossimità di foci. Goletta Verde svolge un ruolo importante, ma forse sarebbe utile che i rilevamenti venissero effettuati anche da enti pubblici con funzioni di garanzia. Pedemontana di Palermo prosegue l'iter. La Pedemontana di Palermo, che collegherà l'autostrada Palermo-Catania con la Palermo-Trapani, è arrivata ieri alla fase del dibattito pubblico, alla presenza dell'assessore regionale Alessandro Aricò e del responsabile dell'ANAS in Sicilia, Raffaele Celia. È un passaggio obbligatorio per le opere stradali superiori ai 15 km e di importo superiore ai 500 milioni di euro. Realizzata, consentirà di attraversare la città in meno di 15 minuti. Schifani e Tamaio per i pensionati delle Camere di Commercio. Il presidente della regione Renato Schifani e l'assessore alle attività produttive di Tamaio hanno annunciato una norma ad hoc a tutela delle pensioni dei dipendenti delle Camere di Commercio siciliane. L'assessore Tamaio ha presieduto ieri sul tema una riunione con i rappresentanti dei lavoratori, degli enti e del Fondo Pensioni Sicilia. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.